E dopo la chiusura delle saracinesche e dei luoghi della cultura, ci riferiamo alla libreria delle Suore Paoline, adesso si tenta con devastante e pervicace decisione di spegnere l'informazione delle TV locali, perché le normative che impongono il cambiamento del sistema dell'impresa televisiva non tengono conto dell'assoluta povertà della nostra Sicilia e del nostro territorio. Dunque un'azienda senza entrate è destinata a cessare la propria attività e in questo caso a spegnerla. Accadrà tra non molto perché le TV agrigentine sono in forte sofferenza, in stato di asfissia, anzi, per l'assenza di qualsivoglia forma di entrata che possa garantirne la sopravvivenza. Eppure il loro ruolo è riconosciuto, non c'è evento, anche il più banale, che non si faccia supportare dal classico messaggio, email, telefonate, la cui sostanza è: si prega di dare notizie nei vostri telegiornali con immagini e interviste. Le TV agrigentine sono sempre state disponibili a farlo perché sentono che la propria identità è dare voce ai cittadini, all'associazionismo, ai deboli, a quella politica che non risponde proprio più ed è abituata solo ad esporsi da pulpiti o tavoli che ospitano proclami e momenti di propaganda su qualcosa che spettava al cittadino e si fa passare per un obiettivo raggiunto per grandi abilità di chi ci amministra. Libertà è riconoscere tutto questo, avere la possibilità di dirlo, dare a tutti uno spazio per esprimere la propria, contribuire a quel processo di formazione di una sana coscienza collettiva non minata dalle fake news artatamente messe in giro su internet. Sana perché oggetto di fact-checking, sana non a caso perché tutte le storture dalle quali siamo vessate hanno origine in processi di pensiero contaminati da logiche contorte che, limitando la conoscenza, restringono i campi di libertà, instaurando gradualmente totalitarismi e assenza di democrazia. E questo è qualcosa su cui vale la pena di riflettere per allungare uno sguardo sul nostro futuro, su come siamo adesso e su come l'avvenire potrebbe inevitabilmente ancora peggiorare.